Oggi prepariamo un dolce tipico della Sardegna, isparafrittusu. Isparafrittusu tradotto vuol dire fratti fritti. Una ricetta classica del carnevale. Cosa utilizziamo? 750 g di farina, 3 uova, 125 g di zucchero, 370 cc di latte, 40 g di strutto, 50 g di lievito, la scorza di 3 limoni, dell'estratto di arancia, un po' di alchermes, lievito di birra e lievito pane degli angeli, vanigliato. Andiamo a preparare. Intanto grattugiamo i 3 limoni. Il grosso dei nostri ingredienti è tutto pronto. Iniziamo nella farina a mettere le 3 uova, un pizzico di sale. Intanto che mischiamo le uova, facciamo scaldare leggermente il latte al microonde. Una volta che il latte si è intiepidito, lo togliamo e iniziamo a versarlo dentro il contenitore. A questo punto ci serviamo del frullatore. Fermiamo un attimo che nella parte restante del latte versiamo dentro il lievito di birra e nell'impasto mettiamo il lievito con la vanillina. Misceliamo leggermente il latte, aggiungiamo lo strutto, limone grattugiato, il latte rimanente con cui abbiamo sciolto il lievito di birra e proseguiamo nell'impasto. Quando l'impasto si è amalgamato, versiamo dentro l'estratto di succo di arancia, l'alchermes e lo zucchero. Riprendiamo a impastare. Amalgamiamo bene tutto. Spegniamo, vediamo che l'impasto è abbastanza solido. Togliamo le pale, le puliamo e lasciamo riposare l'impasto per qualche ora. Mettiamo un cellophane e lo andiamo a sistemare dentro il forno con la lampadina accesa. Il nostro impasto ha raddoppiato il suo volume in circa un'ora e mezza. Versiamo dentro una padella circa 1 litro di olio. Mettiamo in una pirofila un po' di zucchero e in un'altra un po' di farina che ci servirà per lavorare l'impasto. Ci serviremo di un cucchiaio di legno per fare il buco delle ciambelle. Spargiamo un po' di farina lungo la tavola. Andiamo a prendere una parte di pasta delle frittelle. Facciamo delle palline. Facciamo così con tutte quelle che ci servono. Prendiamo un cucchiaio di legno. Con questo cucchiaio di legno non dobbiamo fare altro che fare un foro centrale e girare velocemente nella ciambella. Andiamo ad adagiare le frittelle dentro l'olio. Cerchiamo di non far chiudere il foro facendo lo stesso all'interno dell'olio. Giriamo le frittelle, proseguiamo con le altre. Appena le frittelle sono pronte, le versiamo nello zucchero. Spegniamo la fiamma e tiriamo fuori gli ultimi. Per attecchire lo zucchero deve essere asciutto. Le frittelle sono pronte. Buon appetito a tutti da Cucina con Emidio.